Quindi allora prendi Allora, quindi tu avevi in mente già dal primo momento di documentare tutto il viaggio con questi quaderni. sì, 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 sì. Ecco, e ci mettevi anche delle illustrazioni, dei disegni. Allora, le illustrazioni volevo Questi li hai mettere. comprati cammin facendo? Sì, sì, questo penso che sarà in Messico, mi sembra, poi l'altro questo è nel Laos, tagliato Laos, nel Laos, sì. E poi ero partito con uno solo, capito? Mm. Poi bisogna trovare i quaderni, trovavi adesso esattamente, bisogna Quindi vedere. tu ogni sera alla fine della pedalata O annotavi. io o Michelle, prima continuavamo, questa è la sua scrittura e questa era la mia. Ah, ecco, quindi Voilà. Un giorno io, un giorno lui, un giorno io, ecco, un ecco. giorno lui. Quindi una sorta di diario di Voilà. sella. Lui magari metteva anche le sue idee, però eravamo d'accordo, capito? Mm. Però lui scriveva No, meglio, no. scriveva meglio i francesi di me. Solo Proprio, che il suo francese poi non riuscite a decifrarlo perché ha una grafia molto particolare che non è facilmente leggibile, così. non è facile da sua, Mm. non è tanto facile. Diciamo che non eravamo sempre seduti su un tavolo E scrivendo, quindi con per postazione di volte. fortuna, Voilà, insomma. voilà, voilà. Ah, qui ad esempio cosa c'è scritto? Allora, Questa è 2 settembre 75, 75. quindi era diciamo prossimo alla conclusione dell'avventura. Eh sì, lì, perché l'ultimo Qui poi in Ecuador qua eri, dove eri? 9, 9, 10, 11, 12, forse Beh, troveremo traccia, no? Bogotà, a Colombia. Bogotà, d'accordo. Ah, va a 2500 metri Bogotà, ok, voilà. Hai pedalato molto in altura, quindi. Beh, un po' poi solamente che in Colombia poi non l'ho fatta tutto come dicevo a Roberto, perché ho avuto dei problemi che mi stavano rubando, quindi ho fatto una parte in macchina con Heinz, perché ho detto andare contro il destino. Chi è? Adesso noi lo sappiamo, però non l'abbiamo. Eh, Chi era Heinz? Dove l'hai conosciuto? Heinz l'ho incontrato a Costa Rica, a San José, che viaggiava con una sua amica Mm. e purtroppo l'avevano operata di una pedice e quindi l'ho incontrato nel mercato. Ci vediamo Ciao Lorenzo, signori, ciao. buon proseguimento. Grazie, ciao ciao. L'avevo incontrato nel mercato e lui, avendo la macchina, dentro aveva una piccola bici di quelle per riuscire a fare il mercantino. Mm. E quando ha visto la mia bici mi ha salutato, hello, 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 e mi ha fatto capire che lui però era in macchina e che viaggiava. Allora poi siamo andati a vedere all'ospedale, vanno a visitare la sua amica. Da lì poi siamo andati a mangiare insieme. Cioè, vi siete conosciuti così per strada, avete Per strada, subito per strada, solidarizzato. sì, 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 sì. Mhm. E allora da lì poi abbiamo mangiato insieme, poi abbiamo passato 1 o 2 giorni a Costa Rica insieme. E poi, attento, aspetta, No, dai, no, guarda che sta c'è un'altra, tranquillo, tranquillo. la prendi tu, Che una cosa? serie di quelle, guarda, perché poi sono meglio anche di queste. Dunque, poi ci siamo lasciati e poi ci siamo incontrati, voilà, di nuovo, come dicevo, a Panama. Sono incontrati a Panama, io ero nel campeggio con la tenda, quando vedo arrivare anche loro per campeggiare nel campeggio Ma principale. voi cioè, allora, vi incontravate, vi eravate dati appuntamento o vi No, no, incontravate no, 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 casualmente? no. Vabbè, lui sapeva che io scendevo verso Panama e io sapevo che lui partiva lo stesso da Panama. Mm. Quindi voi siamo incontrati per caso a Panama, io potevo andare a dormire in un hotel, magari ci siamo incontrati, invece visto che c'era questo campeggio municipale che era dunque custodito, ho detto sono in sicurezza, vado lì e sono tranquillo, perché in città in generale non è, la capitale non è Certo. che sei. Allora poi ho visto la Land Rover che siamo è stato di nuovo la Quante storia. volte vi siete incontrati in Sud America in quei Allora, in mesi? Sud America, poi dunque, a Costa Rica, a Panama, dunque in Colombia perché poi già avevamo fatto un po' il viaggio insieme nell'aereo, poi in Ecuador e poi a La Paz, Alla Paz. in Bolivia. Eh, Quindi una cosa 400 volte. che ti dovevo chiedere perché mi sembra di ricordare che la volta scorsa, cioè quando ci siamo visti 2 anni fa, tu mi avevi detto che avevi intenzione di entrare negli Stati Uniti. Sì, avevo un po' voglia, però vedevo le grandi distanze Mm. troppo civilizzato forse per me, come si dice, troppo traffico, troppo grandi strade. E Era fuori dallo spirito del tuo viaggio. sì, no, non era proprio, in partenza non pensavo andarci. La senti questa, Robert? Poi dopo sì, Bellissima questa. però dopo ho detto sarebbe bello andarci, d'accordo, però preferivo più l'America del Sud perché sapevo di trovare più la mia felicità con la gente povera, con la gente del mio stile di vita che facevo.
In America ci sono grandi distanze, ci sono di queste grandi città che forse in bici lo fanno, non è che si fa, però non ero tanto. Io non vedevo l'ora di arrivare, partire dall'Australia, un esempio, arrivare in Sud America, a Messico, per ritrovare la mia lingua che parlavo bene e poi andare verso il sud. Era deciso di andare alla Terra del Fuoco. Sì. Solamente quando sono arrivata a La Paz, già un pochettino il viaggio cominciai a risentire la mancanza dei familiari, avevo promesso a Pauletta che rientravo per Natale e quindi il momento era arrivato. Però non è quello. Volevo arrivarci, arrivato però in Bolivia, ho incontrato questo amico Mm. che veniva dall'Argentina, Hugo Lopez, Quello a cui avevi dato poi la la carta. carta Uh-huh. e che mi ha consigliato libero, muy cuidado, molta attenzione. Mhm. In Argentina matan la gente come los perros, ammazzano la gente Come come i cani. cani. Mm. Sparavano a vista. Era un momento che Stava per arrivare Videla. c'era, Sì, 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 c'era, sì. C'era già? c'era No, una, no, Videla è arrivato credo nel 76. e vabbè, ma c'era come si chiama, un'inflazione del 100%. Mhm. Poi se tu mi hai detto altra gente che venivano da lì hanno avuto dei problemi, quando arrivi a Tucumán, sul posto di frontiera, se fuori con la bici non ti devi fermare, ti sparano. Era una cosa terribile. Poi io mi sono informato, non è che mi sono fidato di Ugo e di molte persone, e in effetti proprio non andava. Allora ho detto, andare in Argentina, rischio il viaggio, rischio la mia pelle, L'avevi già rischiato abbastanza. per fare 2000 km in più o 3 per dire un orgoglio, voglio ritornare perché volevo. Mhm. Quindi allora, praticamente tu il viaggio che hai fatto in Sud Bolivia, America sei partito dal Messico. dal Messico, Mi hai detto che la prima tappa che hai fatto era 40 km da Acapulco. a Acapulco, poi mi sono fermato a Tasco Gru, Mhm. che è a 1800 metri, e poi da lì sono arrivato a Messico, Messico City, Mm. e lì poi sono rimasto qualche giorno, volevi lì, poi ti racconto un'altra storia, lì Sì, una cosa ti volevo chiedere, durante il viaggio ci sono stati, che ne so, giornalisti che ti abbiano contattato perché conoscevano la storia sul momento? allora non ero partito per fare la pubblicità, Ecco. allora volevo fare una cosa personale per me, e allora quelli che mi incontravano magari mi dicevano perché non ti fai valorizzare, avere le ambasciate, per questo. Sono andato a vedere due ambasciate per chiedere qualche informazione, eh, neanche nulla per dire bravo, l'hai fatto in bicicletta, no, ho detto magari non mi interessa. Non ti hanno preso molto No, sul serio? no, sì, c'era un sardo che era il console in India, mi aveva dato $20, però me l'ha dato per aiutarmi così per il viaggio, però mi ha detto vabbè, però non era. Un sardo? È un sardo, gli avevo mandato una cartolina all'ambasciata di New Delhi, a Calcutta, scusi, dell'Australia. Gli ho Mhm. detto se arrivi in Australia mi manda la cartolina. E chi era questo sardo? Forse c'è scritto nel diario, ma non mi ricordo il nome. Era nel consolato Ho capito. Mhm. di Cagliari era. Però poi certi non, perché non c'hai molta, non è che resti tanto, quindi tu sei lì e resti 10 minuti, un quarto d'ora, Certo. Poi dopo Città del poi Messico? poi Città del Messico, ho incontrato un francese, un olandese, un belga, io ho lasciato lì nella casa dei giovani la bici, siamo andati con una Volkswagen che aveva a visitare la Valle della Luna e del Sole, abbiamo girato ai dintorni, e poi un giorno o due, poi avevo incontrato un altro Jacob, un olandese, che era Mhm. innamorato del mio viaggio, e Ah, mi fa, libero, se trovo una bici parto con te fino al Terra del Fuoco, questo l'hai incontrato dove, a Messico, In Messico City. nella casa di E di quello dov'era del- questo? Olandese. un olandese. Ah, Mhm. ascolta, mi è caduto l'occhio in una pagina quando tu hai bevuto del Chianti a Teheran. Ah sì, avevo. Accidenti. Dai Ah tedeschi? sì, no, allora no, no, erano francesi. No, scusate se stavo divagando, solo che adesso mi è Erano caduto. francesi che ci hanno dato alla frontiera a Afghanistan. Mhm. E noi il vino l'abbiamo bevuto a Herat. Era. Abbiamo bevuto con dei francesi Pensa un po'. e due afghani. Scusate. L'abbiamo messo dentro un pozzo al fresco. Eh, E questi erano italiani.
che mi hanno dato questo venivano delle Indie in macchina con la marito e moglie con una macchina e avevano, ci restava ancora un po' di vino il Chianti. Accidenti. Quindi, Che volevo dire? quindi l'olandese voleva venire con te. L'olandese mi fa libero, c'è acceti, si trova una bici, parto, ho detto, vabbè, non si decide in 24 ore. Ho avuto un'esperienza brutta con il mio amico, non voglio più rifare. Condividere il viaggio con nessuno. Mhm. Allora era simpatico, mi ha commosso, mi fa, dai, proviamo. Allora ho detto, proviamo. Gli faccio fare una bicicletta su misura anche lui. Sul momento così. Sì, l'ha fatto una fabbrica italiana, Mhm. aveva la marca Windsor della Mm. bicicletta. Windsor. Windsor. Partiamo lì, parliamo italiano, costo di Torino, ci fa la bici, l'aveva pagato 53 dollari. Una bicicletta diciamo per poter supportare il viaggio. Un pochettino ci hanno regalato un sacchetto, 2 sacchetti, una cosa così. E partiamo. Primo giorno abbiamo fatto 60 km. Secondo giorno attacchiamo un bel colle, non andava, fumava. Ah, fumava? Fumava sigaretta, però, Sì, sì. No, poi l'altro non lo so. Gli ho detto, Giacomo, la sigaretta non è buona per lo stomaco, non è buona per il Per i fiato. polmoni, sì, sì. Ho detto, quando devi salire a 2000, 3000, 4000 metri, come fai? Ah, ma vedremo, poi sono cavoli miei. Allora ho detto, Allora, il secondo giorno siamo arrivati in un paese, il nome adesso è scritto qui, però non so se c'è scritto cosa, un piccolo paesetto, era ora verso le 9:30, 10 di mattino, dobbiamo fare un po' una buona colazione, arriviamo in un ristorante, e io parlavo bene spagnolo, allora gli ho detto, per favore signora, se ci faceva un piccolo desayuno, qualche uovo frito, cose così. Ma